chiedo spesso cos'ho, probabilmente anche lo so, la risposta la so, perché il cos'ho è una cosa che mi sono creato, però ragazzo, il fatto che ora godo proprio a star qui con la pioggia, veramente, entraci anche tu in questo mondo, è un mondo bellissimo, perché non è che diventi un mercoledì Adams, ok? Cioè che ami la pioggia e odi, non so, la primavera con i fiorellini e i passerotti, hai capito? No? Anche quello ti piace, cioè ti piace tutto, godi di tutto, è una cosa veramente strafiga, ma soprattutto, Ocio, non è che, aspetta, devo cambiare a marcia, aspetta, te conto dopo, eccoci, non è che godi solo delle cose diverse, godi anche, soprattutto no, ma godi anche delle cose che dovrebbero darti poco, tipo qua cosa c'è, ok? È una banalissima strada, dice piove, non vedo alberi in fiori, eccetera. Eppure io sono riuscito a fare entrare la mia mente in questi continui stati emotivi di goduria. Quella goduria che più o meno tu hai quando spendi quei 5.000 euro per andare a Bora Bora. Trucchetto che ti dicevo, insomma, il tutto è frutto di anni di disciplina, è di uscire dallo stato ipnotico della concezione collettiva di bellezza, di necessario, hai capito? E crearti il tuo mondo parallelo, il tuo mondo con le tue leggi, che bello, che figata, quindi capisci allora che forse il Singano tanto mona nosè quando dice che l'anarchia probabilmente non è tanta avere i capelli a cresta, i recini e i tatuaggi, ma è una roba molto più grande, cazzo. Detta così posso ben immaginare che non ti dica assolutamente niente, di questo ne sono ben consapevole, anche perché consapevole è un termine che va alquanto di moda nel 2023, scherzi a parte. È normale, quando ti mancano tra virgolette le basi, non che te si mona, non che te si ignorante, ok? Ma ci sono certi discorsi che non puoi uscirne con una proposizione o dar così per scontato che anche un aforisma possa essere compreso, no? Ha bisogno di tutti quei sillogismi di pensiero, di quelle conoscenze per essere capito. Comunque quello che volevo dirti è che non devi sentirti mona se quando uno parla, ti spiega una cosa e tu non capisci niente, oppure se leggi un libro e di quel contesto non ne capisci niente, è semplicemente perché ti mancano le basi. Ti aiuto con un esempio semplicissimo: ti scarichi, non so, una guida che parla di come fare una cosa con un determinato linguaggio di programmazione informatico, ok? Va bene, ma la guida può essere anche scritta dal miglior insegnante del mondo, ma se a te mancano le basi della programmazione, o meglio di quel linguaggio di programmazione, quella guida è inutile, cioè dici, e là dopo, mi incazzo anche ogni tanto, e là dopo dici, ma quello è stupido, cosa dice? Dice cose senza senso, hai capito? No, ma quello dà fastidio anche. Quando dei miei video, per carità uno su 1.000.000, c'è quello che arriva, non capisce un cazzo e dice a me, questa è una cosa che anche a me dà fastidio, cioè il vedersi arrivare un individuo, per carità uno su 1.000.000, posso capire, che ti dà del fanfarone o del sconclusionato, uno che fa discorsi senza capo e né coda, solo per il semplice motivo che lui non capisce un cazzo di quello che sto dicendo, è da nervoso, porca miseria. Un giorno magari ne parleremo meglio, ma il problema fondamentale, no? Il fatto principale che porta a noi italiani, che porta noi italiani ad essere mone, è la mancanza di umiltà. Per mancanza di umiltà cosa si intende? Si intende la convinzione di avere sempre la verità in tasca. Se anche tu soffri di questa terribile patologia, che è l'avere la verità in tascologia, no? Non imparerai mai nulla dalla vita, perché quando qualcuno ti vorrà insegnare una cosa, spiegare una cosa, correggere una cosa, tu non lo ascolterai e rimarrai nel tuo errore, in quanto sei convinto di averla tu la verità, esiste solo la tua verità, un po' come le religioni, no? I dogmi. Però, ragazzo mio, ovvio che su 1.000.000 di cose, certo,
qua qualche centinaio le saprai anche giuste, ma tutte le altre migliaia, milioni di cose, capisci? Bisogna metterle sempre in discussione, come diceva sempre il buon Einstein. Pensa che c'è un vecchio proverbio, probabilmente c'è anche dalle tue parti, magari in forma leggermente diversa, ma il succo non cambia. Il succo è che si diceva, che te la dico in italiano, no, te la dico in lingua originaria, che praticamente il dotto sa tanto, il saggio sa niente e il mona sa tutto lui. Pertanto, amico mio, quando una persona parla e tu dici ma questo dice cose senza senso, oppure anche semplicemente tu non capisci un cazzo e ti senti che non stai capendo, ok? Domanda, ok? Non sta a dar per scontato per essere verde che sto qua e se devo dire cazzate, robe senza senso, hai capito? Se non te ne arrivi domanda, cioè non è mica, non c'è nulla di male non arrivarci. C'è tantissimo di male invece non essere consapevoli del fatto che non ci arrivi, perché così significa che da quel non arrivarci, da quel non capire, tu non ti sposterai mai. I run from the liars, the fuel on the fire.